Miglio di categoria G, la quarta dall'Arcoveggio, sono in 11 al via, lo schieramento 1 Mr. Charm, 2 Timothée Como, 3 Tressi, 4 Toga degli Ulivi, 5 Tu Sei MTT, 6 Sauvage Rock, seconda linea 7 Vandina, 8 Upper Trio, 9 Ragazzo dei Sogni, 10 Oregon Mic, 11 Urian Horse, favori per Upper Trio in chiusura, numero 8 Marco Stefani, contro favorito in chiusura Tu Sei MTT, Andrea Farolfi, numero 5, macchina che comincia ad accelerare. Partiti con la velocità iniziale di Tressi che va a condurre nei confronti di Mr. Charm, veloce anche Toga degli Ulivi che cerca posto in corda, poi al largo c'è Tu Sei MTT insieme a Sauvage Rock, Tu Sei MTT all'atto di Timoteo Como in quarta posizione, in vantaggio invece Tressi che completa in 14.6 Mr. Charm in seconda posizione, poi Toga degli Ulivi avanti a Timoteo Como, al largo rimane invece, si adegua a Tu Sei MTT con in schiena Sauvage Rock, 400 iniziali completati in 29.9 con Tressi che continua a comandare la gara nei confronti di Mr. Charm. All'esterno Tu Sei MTT, in terza pariglia c'è anche Upper Trio, ancora distante dalla testa, intanto i primi 600 di gara se ne vanno in 46.1. Avanza gradualmente Tu Sei MTT, si trascina Sauvage Rock e Upper Trio, al largo anche Oregon Mic, mentre in corda Mr. Charm segue sempre le mosse di Tressi. Gli 800 in 1.1.8. Terza posizione per Toga degli Ulivi davanti a Timoteo Como, non cambia nulla tatticamente e siamo a metà della penultima piegata con Tressi in vantaggio su Mr. Charm, accenna a spostare il Sauvage Rock dalla schiena di Tu Sei MTT, seguito da Upper Trio, anche Urian Horse cerca di venire via e siamo ora a 500 dal palo con Tressi in vantaggio su Mr. Charm, terza ruota per Upper Trio, 400 scarsi alla conclusione, in vantaggio è sempre Tressi nei confronti di Mr. Charm, Upper Trio che scurva largo e viene a ridosso dei primi, completamento della curva finale con Tressi ancora leader nei confronti di Upper Trio e Mr. Charm che può optare per l'open stretch, retta d'arrivo. In vantaggio si presenta ancora Tressi, Mr. Charm si prova all'interno, poi confonde un po' l'andatura, ma è Upper Trio che nel finale passa per vincere agevolmente. Il secondo posto è per Mr. Charm, al terzo chiude ancora Tressi, precedendo Sauvage Rock 1.16.3. Il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Upper Trio, Marco Stefani. 32 ancora a chiudere. Vittoria netta sul traguardo, correndo gli ultimi 500 metri, Upper Trio ha piazzato una stoccata vincente. Il secondo posto per Mr. Charm che ci ha messo un po' a ingambarsi, poi alla fine trova la giusta andatura e piazza la sua stoccata a sua volta per precedere Tressi.